Ben ritrovati con l'informazione di Prealpina.it, edizione delle 19 di lunedì 13 dicembre. In primo piano una notizia che arriva da Verbania. Lavoravano in Svizzera ma non dichiaravano il reddito in Italia e alcuni percepivano anche il sussidio di disoccupazione. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Verbania, al termine di una complessa attività di indagine, ha scoperto e segnalato all'Agenzia delle Entrate 134 persone per omessa dichiarazione al fisco di redditi da lavoro percepiti in Svizzera. Vediamo il servizio di Maria Elisa Gualandris. Lavoravano in Svizzera ma non avevano dichiarato i redditi in Italia. Sono state 134 le persone segnalate dalla Guardia di Finanza al termine di un'indagine condotta in collaborazione con l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sui lavoratori dipendenti in Svizzera che risiedono oltre la fascia di 20 km dal confine e che quindi, secondo gli accordi bilaterali italo-svizzeri, sono tenuti a pagare le tasse anche in Italia. Il reddito non dichiarato tra il 2014 e il 2018 ammonta complessivamente a oltre 9 milioni di euro per imposte non versate di oltre 2 milioni e 200 mila euro. Dei 134, 3 lavoravano come stagionali in Svizzera ma non lo avevano segnalato all'INPS e continuavano a percepire il sussidio di disoccupazione. Caso Sinti a Gallarate, ennesimo colpo di scena in una battaglia che si trascina ormai da anni tra le famiglie e l'amministrazione comunale. Il TAR regionale della Lombardia ha ordinato al comune di procedere all'immediato ripristino degli allacciamenti di acqua, energia elettrica e gas nel vecchio campo di via Lazzaretto, almeno fin tanto che il mese prossimo non sarà discusso il ricorso presentato dalle stesse famiglie di Sinti che si oppongono allo sgombero. Arrestato un pusher recidivo, è successo a Bustarsizio dove, nella tarda mattinata di domenica, una pattuglia del commissariato di polizia ha bloccato un 51enne con precedenti per spaccio. Passando in via Cardinal Simone, gli agenti hanno notato due persone parlare tra loro, guardandosi intorno con fare circospetto. Alla vista della volante, uno dei due si è allontanato di fretta, ma è stato bloccato e poco dopo perquisito. L'uomo, nella sua abitazione, era in possesso di 5 dosi di cocaina, 4 nascoste in un contenitore di metallo in un comodino e la quinta nella federa del cuscino. Sequestrata anche un'agenda su cui aveva annotato il numero delle dosi vendute e il relativo incasso, oltre a vari dati riconducibili agli acquirenti. Accertata anche la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con telecamere puntate lungo la via e sul cancello d'ingresso dell'appartamento, probabilmente per controllare gli acquirenti e scongiurare arrivi inattesi delle forze di polizia. Andiamo ora all'Alto Varesotto, precisamente a Brezzo di Bedero, dove all'ora di pranzo un uomo di 39 anni, residente a Germignaga, si è ferito gravemente ad una mano. Il trauma è stato schiacciato dallo schiacciamento dell'arto all'interno di un macchinario di produzione. Non è chiara la dinamica di quanto avvenuto, ma la situazione è parsa subito grave ai colleghi. Sul posto si è reso infatti necessario l'intervento dei sanitari della Croce Rossa, i quali, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno affidato all'assistenza degli operatori dell'elisoccorso decollato poco prima da Como. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato. Correva lungo la statale 34 del Lago Maggiore il setter salvato dalla volante della polizia a Verbania. Un automobilista ha segnalato al 112 la presenza del cane, che si muoveva in direzione di Fondotoce e rischiava di essere investito. Subito sul posto è giunta una pattuglia che ha messo in sicurezza il cane e lo ha tranquillizzato, dandogli anche da bere e da mangiare. Hanno scoperto poi che l'animale, di nome Oliver, era fuggito poco prima da casa. Dopo averlo sfamato e coccolato, gli agenti della questura verbanese lo hanno affidato alle cure del suo padrone. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle 13 di domani e vi auguriamo una buona serata.